24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Ma quale auto blu? Tutte le volte che posso io mi muovo con la mia 500 di proprietà, che per di più è gialla e non passa di certo inosservata. Sull'argomento delle auto blu è tornato il presidente del Veneto Luca Zaia, e solo perché, ha precisato, non posso far passare nel silenzio le falsità che si dicono sulla nostra regione. Spiego per l'ennesima volta come stanno le cose, ha detto il presidente, sperando si possa chiudere questa assurda polemica, infarcita di clamorose inesattezze, che svia l'attenzione dei cittadini dai problemi veri del paese. Le auto a disposizione dei 12 assessori regionali sono solo 7. Io non uso le auto regionali, ma come mi è stato imposto per motivi di sicurezza, quelle della scorta. Senza criteri e costi standard che sono la trasposizione della riforma federalista in sanità, non si va da nessuna parte, non si incide sugli sprechi, non si razionalizza la spesa, non si costringe chi spende troppo a fare attenzione a come spende, non si riconoscono i giusti meriti alle regioni virtuose come il Veneto. Basta tasse, basta ticket. È l'ora di una seria riforma della sanità italiana come quella che stiamo attuando in Veneto. Lo ha affermato l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto. In Veneto, ha sottolineato Coletto, criteri e costi standard fanno già parte del nostro bagaglio di riforme. Abbiamo già iniziato ad applicare progressivamente questo metodo nel riparto del Fondo Sanitario 2011 e lo faremo anche in quello 2012, tenendo naturalmente conto delle specificità territoriali come montagna e laguna. La ferrovia è una festa a Campagna Lupia, comune della provincia di Venezia, dove nel weekend i suoi abitanti hanno voluto salutare la nuova stazione, inaugurandola insieme alle autorità. Per questa comunità si tratta di un'infrastruttura utilissima, utilizzata quotidianamente da circa 350 utenti che prima dovevano prendere il treno altrove o accontentarsi della vecchia fermata Casella 8, dal nome del piccolo fabbricato chiuso da tempo e realizzato quasi un secolo fa per servire un vicino passaggio a livello. Adesso hanno a disposizione una stazione vera, piccola ma moderna e completa, con marciapiede ad altezza delle porte dei treni, pensiline per proteggersi dalle intemperie, obliteratrici, avvisi sonori, panchine per attendere seduti, accessi per disabili, un parcheggio capace di ospitare una cinquantina di auto, oltre a spazi per le biciclette. Nel mese di febbraio a Padova l'inflazione è rimasta al 2,9%, un dato stabile rispetto al febbraio dello scorso anno, con una variazione mensile del più 0,2%. A registrare aumenti sono in particolare i trasporti, che registrano un più 7,4% su base annua e un più 0,9% rispetto a gennaio, ma gli aumenti interessano anche le spese per i prodotti alimentari, con un più 3% su base annua e un più 0,6% rispetto al mese scorso. Quelle per la casa, quali l'acqua, l'energia elettrica, il gas e altri combustibili, registrano un più 6,4% rispetto al 2011 ed un più 0,4% rispetto a gennaio. Aumenti anche per l'abbigliamento e le calzature, più 5,7% al febbraio 2011 e più 0,4% rispetto a gennaio 2012, nonché per l'istruzione, più 2,2% rispetto al 2011, invariato rispetto a gennaio. La Regione Veneto ha tagliato i fondi per i trasporti pubblici e la provincia di Verona ne paga le conseguenze. L'assessore ai trasporti e alla mobilità della provincia di Verona, Gualtiero Mazzi, deve trovare una soluzione e per ovviare al problema prova a lanciare l'idea della settimana corta, ovvero concentrare tutti i trasporti dal lunedì al venerdì e lasciare per così dire riposare gli studenti il sabato. Per il 2012 purtroppo le previsioni sono ancora pessimistiche. L'assessore Chisso non intende riproporre un fondo di perequazione che è l'infa vitale per le nostre aziende, che già svolgono un servizio ai limiti della sufficienza,
E quindi anche in questi giorni, con il Presidente della Provincia, con i presidi degli istituti superiori, si sta guardando anche della settimana corta, quindi 5 giorni anziché 6. Questo potrebbe essere un vantaggio magari per gli studenti e per l'azienda e per noi, perché consentirebbe di mantenere un livello minimo di efficienza. Mi spiego ulteriormente su una postilla. Non è che questo sia una proposta che salva tutto e tutti. È una proposta che tiene conto di quello che potrebbe essere il bilancio regionale e dei soldi che ci danno, quindi non solo una volontà ma una necessità. Nuovo risico in Serenissima, il fondo F2I di Gambarale ha deciso di uscire dalla partita lasciando il pigliatutto a Banca Intesa e a Staldi. Tutti i particolari su Industria e Finanza. 24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo, connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.